Cari amiche e cari amici della Tenda TV, cari amici di News Vittoriesi, ben ritrovati per una nuova puntata. In questa puntata parleremo della giornata della memoria. Lo faremo in compagnia di Maria Chiara Marangon, presidente di ANPI Vittorio Veneto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Il giorno della memoria, che cos'è? È una ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, quindi tra pochi giorni. È una giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Questo giorno è stato designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2005 e si è stabilito proprio il giorno del 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Dicevamo, abbiamo il piacere di avere collegata con noi Maria Chiara Marangon. Ci siamo incontrati altre volte anche nel corso dello scorso anno, questo tempo segnato dalla pandemia, che però ci ha permesso lo stesso di poter fare delle riflessioni sui vari appuntamenti dell'anno che ci hanno accompagnato. Dicevamo tra pochi giorni la giornata della memoria. Innanzitutto una riflessione, Marangon, sull'importanza del tema del ricordo. Allora, buongiorno, grazie sempre alla Tenda TV che mi dà l'opportunità di parlare anche in questo momento in cui non si può farlo direttamente con i nostri iscritti e con i cittadini di Vittorio Veneto che si sentono di ricordare, di pensare appunto, come dicevi, alla giornata della memoria che è il simbolo del ricordo delle atrocità, dei crimini che sono avvenuti ad opera dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. È importante ricordare, come abbiamo sempre detto in tutti questi anni, perché ricordando, approfondendo, capendo quello che è successo, non si dimentica. Ma soprattutto è importante, ma ormai lo diciamo da troppi anni, è importante capire perché non succeda più. E invece sembra che questo messaggio faccia proprio fatica ad arrivare. Questo è un modo di dire, in realtà non è che fa fatica ad arrivare, è che il messaggio arriva, ma arriva distorto. Arriva distorto perché? Perché se noi pensiamo a quei crimini, se noi pensiamo a quel periodo buio, non possiamo non fare un parallelo con i giorni nostri, non perché siano altrettanto bui, per carità, ma sicuramente quella disumanità che credevamo fosse sparita, non è sparita del tutto. Naturalmente noi nel nostro paese ancora viviamo in democrazia, viviamo in libertà, però se ci guardiamo intorno basta che guardiamo vicino a noi, guardiamo quello che sta succedendo in Bosnia. Voglio dire, è un olocausto vicinissimo a noi, che non ha niente a che vedere da un punto di vista, diciamo, delle radici storiche con quello là, ma quando parliamo di disumanità, di mancanza di diritti, ce l'abbiamo qui vicino. Non solo, volevo dirlo alla fine, ma già che ci siamo, lo dico all'inizio, senza andare in Bosnia, stiamo a Vittorio Veneto, in più piccolo per fortuna, ma anche qui da noi abbiamo della gente che dorme al freddo per strada. Io non l'ho mai visti perché non ho occasione di uscire alla sera con il buio, ma mi dicono i rappresentanti delle associazioni che si occupano di migranti che ci sono dei ragazzi usciti dal CEIS con in mano un permesso umanitario, con in mano un contratto di lavoro, che non hanno casa, che dormono sulle panchine dei nostri parchi,
che dormono dove è possibile rifugiarsi e trovare un minimo di protezione a Vittorio Veneto. Allora, riflettiamo bene, perché la giornata della memoria ci deve far pensare a tutte queste cose, a tutte queste cose. Non so se ho... Certo, certo, certo. Allora, so che ci sono due eventi in programma nei prossimi giorni, due eventi che ovviamente gioco forza saranno fatte con le caratteristiche che ormai ci vedono così coinvolti a causa della pandemia. Ricordiamo questi due eventi. Certo, come giustamente dicevi, saremo su una piattaforma Zoom. Noi dell'ANPI non ci eravamo mai arrischiati da quando c'è questo problema, non ci eravamo mai arrischiati a fare una cosa così, perché partendo da me siamo proprio poco avvezzi con la tecnologia, però bisogna che ci diamo una mossa, perché voglio dire, parliamo di nuove generazioni, parliamo di nuovi metodi di comunicazione, dobbiamo essere anche noi a buttarci, a rischiare. Per cui, con il supporto di alcuni nostri giovani iscritti, abbiamo preso questa iniziativa, corriamo questo rischio, sperando di arrivare alla maggior parte dei nostri iscritti e anche a tutti quelli che vorranno esserci allora sulla piattaforma Zoom. Allora, abbiamo invitato a parlare, a dialogare con noi Carlo Greppi. Carlo Greppi è un giovane storico di Torino e siamo partiti da una sua recensione all'ultimo libro di Bruno Vespa, Perché l'Italia amò Mussolini. Allora, questo giovane storico, che fra l'altro è anche uno scrittore, è anche il responsabile dell'associazione Deina, che è un'associazione che si occupa soprattutto di giovani e li accompagna e fa vivere loro esperienze legate ai luoghi della memoria, per cui ai vari campi di concentramento, ai monumenti, eccetera. Per cui secondo noi è un lavoro importantissimo, per cui l'abbiamo invitato con molto piacere a parlare non tanto del libro di Bruno Vespa, io proprio non l'ho letto, per cui, però partendo dalla lettura della sua recensione, e abbiamo capito che poteva inserirsi il dialogo con lui in una sorta di percorso che abbiamo già iniziato 2 anni fa, mi sembra, con Francesco Filippi, un altro giovane storico, che ci ha presentato il libro Il fascismo ha fatto anche cose buone. Naturalmente il titolo è ironico, che ha smontato con fonti, con documenti ben precisi, molte delle credenze, dei detti che giustificano il fascismo, perché il fascismo ha fatto anche cose buone, le bonifiche, la pensione, le costruzioni, eccetera. Questo ha dimostrato con documenti alla mano che molte di queste cose sono bufale, sono non vere, scusa la parola non proprio correttissima, non vere. La stessa cosa dice Carlo Greppi del libro di Bruno Vespa, che ci sono molte inesattezze, eccetera, ma non è tanto la polemica su questo, ma è come alcune idee stiano serpeggiando più o meno velatamente, più velatamente che l'anno scorso, che l'anno precedente, che l'anno ancora, perché lo diciamo da un po' di anni e ormai siamo arrivati a un punto che veramente le idee fasciste stanno circolando quasi liberamente nella nostra società. Abbiamo esempi quasi di continuo. Uno degli ultimi, come molti di noi avranno letto, è il canto di Faccetta Nera da parte dell'assessore all'istruzione della nostra regione in una trasmissione. E se continuiamo a dire, beh, in fondo è una goliardata cantare Faccetta Nera, è una goliardata fare il calendario con Mussolini, è una goliardata scrivere gli striscioni, è una goliardata fischiare i neri nei campi sportivi,
diventa tutta una goliardata, ma intanto queste idee prendono piedi. Quali sono queste idee? L'idea che l'Italia ha bisogno di un uomo forte, l'idea che l'Italia ha bisogno di ordine, l'idea che il nostro paese debba essere il paese degli italiani. Ecco, noi siamo fermamente convinti che partendo dalla Costituzione questi siano esempi che assolutamente non possiamo tollerare come cittadini, ma soprattutto non dovrebbero tollerarlo le istituzioni. Allora, con questo storico Carlo Greppi, durante questo dialogo, parleremo con lui proprio di questo. Ma perché l'Italia non è mai riuscita a fare i conti con il suo passato, non è mai riuscita a vedere obiettivamente i crimini commessi dal fascismo, invece che minimizzarli, invece che oscurarli, invece che camuffarli? Perché, nonostante la 12ª disposizione transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del partito fascista, come mai, perché noi ancora non riusciamo ad essere consapevoli di cosa è stato quel ventennio e che conseguenze ha avuto sul nostro paese? E poi ancora chiederemo che fare come singoli, che fare come, cosa dovrebbero fare le istituzioni democratiche, i nostri governanti che giurano sulla Costituzione, come si dovrebbe essere antifascisti oggi? Questo è quello di cui parleremo il giorno 26 gennaio alle ore 18 con Carlo Greppi. Il 27 invece con il collettivo di ricerca teatrale, attorno alle 20:30 dobbiamo ancora definire alcune cose, però faranno delle letture su questo medico pedagogista polacco, Korczak, che è finito in campo di concentramento assieme agli orfani che aveva raccolto a Varsavia. Sono delle letture magari non solo su di lui, che così che vogliono dare, fra virgolette, un po' di leggerezza al dramma che hanno vissuto questi bambini, perché si tratterà comunque di letture sui bambini. Questo il 27. Quindi 26 e 27, questi sono i due appuntamenti online sulla piattaforma Zoom. Certo. Immagino che cercando, insomma, si troverà il link per collegarsi, sì, giusto? Certo, sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook dell'AMPI o degli iscritti AMPI, e non so se magari... Sì, così abbiamo dato ai nostri telespettatori le coordinate giuste, insomma, per chi volesse unirsi in queste due occasioni. Maria Chiara Marangon pochi istanti fa faceva riferimento ad alcuni fatti così che sono avvenuti nell'ultimo periodo, ma insomma li vediamo ciclicamente sulle cronache, sui giornali, eccetera. Questo succede quando, insomma, anche in occasione della giornata della memoria e del ricordo si commemorano dei fatti avvenuti tanti anni fa, e c'è chi dice, beh, ma sono passati così tanti anni, a che cosa serve continuare a fare questo tipo di commemorazioni? Voi che cosa proponete? So che c'è una proposta di una raccolta firme. Sì, allora una raccolta firme che non va tanto nella direzione di cui parlavi adesso tu, nel senso che a quello che dicevi tu, anche alle polemiche che possono nascere in occasione del giorno della memoria piuttosto che il giorno del ricordo, eccetera. L'antidoto è studiare la storia. La storia, se studiata in modo su fonti oggettive, ci chiarisce quali sono i fatti, quali sono i retroscena, contestualizza gli avvenimenti, e questo è molto importante. Per cui l'antidoto, diciamo, contro l'ignoranza, fra virgolette, cioè la lacuna della conoscenza che può far sorgere pregiudizi e cattive interpretazioni, è la conoscenza, è lo studio.
Invece il discorso della raccolta firme è questo. Allora, c'è stato un sondaggio recente dell'Eurispes, mi pare, che attribuiva al 16% degli italiani la risposta: la Shoah non è mai esistita. Per dire, al 16% la Shoah non è mai esistita, al 20% Mussolini potrebbe ancora far bene all'Italia. Allora arriviamo veramente a dei paradossi. Allora, il sindaco di Stazzema, comune al quale fa riferimento la frazione di Sant'Anna, dove è avvenuta una delle stragi nazifasciste più dolorose della nostra storia, ha lanciato questo appello. Prima ha costituito un'associazione virtuale che si chiama Anagrafe Antifascista, alla quale possono iscriversi tutti coloro che appunto credono nei valori dell'antifascismo. E poi ha lanciato questa raccolta firme per una iniziativa di legge popolare che si intitola Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Allora, lui stesso, per raccogliere 50.000 firme entro marzo, questo è il numero di firme che servono perché la legge di iniziativa popolare possa cominciare il suo percorso legislativo. Per fare questo, lui di sua iniziativa ha inviato a tutti i comuni italiani i moduli per andare a firmare. Per cui in tutti i comuni, compresi quelli del nostro mandamento, per cui di tutti i paesi limitrofi a Vittorio Veneto, hanno a disposizione in genere nell'ufficio elettorale o nell'ufficio anagrafe i moduli dove si può andare a firmare. Perché noi facciamo un appello? Perché la maggior parte di quelli naturalmente che credono, che si sentono democratici, antifascisti, dovrebbero andare a firmare. Perché intanto è una legge che parte dal basso ed è una legge che chiede cosa? Che vengano inasprite le pene per chi commette questi reati. Quali sono i reati? Propaganda, per cui utilizzo di gadget, di simboli, di striscioni, cioè tutto quello che stiamo vedendo in questo periodo. Praticamente chiedono un'aggiunta di un codice di un articolo, scusa, del codice penale, dove si chiede proprio di punire chi attraverso la produzione, distribuzione e diffusione di beni raffiguranti persone, immagini riferite al fascismo, oppure chi pubblica simbologia, gestualità, è punito, scusate, l'italiano qui non ha funzionato molto bene, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La pena è aumentata di 1/3 se il fatto è commesso tramite social ed è aumentata di 1/3 ancora se è connesso con atti espressivi dell'odio etnico e razziale. Per cui chiede che venga inserito nel codice penale un articolo che punisce. Inoltre, noi sappiamo che ci sono 2 leggi, la legge Scelba del 58, che è riorganizzazione del disciolto partito fascista, si riferisce alla Costituzione, e anche qui si chiede che la pena venga specificata meglio. Qui è sino a, invece si chiede che venga cambiato con da 6 mesi a, per chi manifesta nel modo che abbiamo detto, questa è la legge Scelba, e si chiede anche che nella legge Mancino del 93,
una legge che parla soprattutto di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche qui si chiede di aumentare la pena fino, qui dice fino a 3 anni, si chiede di aumentarla del doppio e anche il doppio della multa. Per cui è una legge che tende ad inasprire le pene che già ci sono, però questa legislazione si vede che non è sufficiente. Per cui una legge popolare potrebbe smuovere un po' le acque, soprattutto a livello di istituzioni. Per cui noi siamo molto, cioè ci teniamo molto che la maggior parte dei cittadini vadano a firmare. Abbiamo anche chiesto al comune di darci dei moduli per fare una raccolta firme autonoma, però questo è molto difficile in questo periodo perché non possiamo Certo, fare gazebo, non possiamo andare dalle certo. persone. Però ecco, diciamo che se qualcuno avesse difficoltà per gli orari degli uffici, può sempre attraverso la nostra pagina scrivercelo e in qualche modo troviamo la maniera di farlo firmare. C'è una piccola difficoltà che siccome ognuno deve firmare nel comune di residenza, bisogna che ci Bisogna, accordiamo, ok. però siamo disposti a, come dire, a fare il massimo perché questa legge riesca ad ottenere quelle 50.000 firme che servono, insomma. Ecco, quindi lei ce l'ha spiegato, lo ricordo, la dicitura corretta, insomma, norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Quindi si può firmare, prendere parte, diciamo, a questa raccolta firme per una legge di iniziativa popolare nel proprio comune di Proprio. residenza. Allora, siamo quasi in chiusura, però Certo, so che insomma c'è anche un appello da sì, parte dell'ANPI sì, nazionale. c'è un appello che così ho tenuto come chiusura, visto il momento anche politico che stiamo vivendo, così può essere un lumicino di speranza molto, molto piccolo, però è come dire, non è stato fatto in tempi sospetti perché è datato 16 gennaio, per cui prima della crisi di governo, però Prima dei insomma, recenti fatti. prima dei recenti fatti, però voglio dire la situazione si conosceva da tempo, per cui l'ANPI, che ha un nuovo presidente da ottobre, ha un nuovo presidente dopo che è morta la nostra Carla Nespolo, Gianfranco Pagliarulo, hanno lanciato appunto il presidente con il Comitato Nazionale, ha lanciato questo appello a tutte le forze politiche associative dell'arte, della musica, del volontariato, della scienza, ai medici, agli insegnanti, a tutte le forze sociali politiche che hanno dei valori di giustizia, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà, di pace. Ecco, un appello a che cosa? A rimanere insieme, a contribuire insieme alla rinascita di questo nostro paese. Dico rinascita, lo sappiamo tutti, adesso dobbiamo venire fuori prima da questa terribile pandemia, ma poi da tutto quello che ci aspetta, dai problemi economici, dai problemi sociali, dai problemi culturali, della scuola, eccetera. E possiamo farlo solo se ribadiamo i nostri valori. Mi permetto di dire una cosa proprio personale. L'altra sera guardando alla TV il nostro Parlamento, i due rami del nostro Parlamento, mi dicevo, quando si costruisce una casa si fanno le fondamenta. Allora è vero che non c'è mai tempo, è vero che alcune cose sembrano sorpassate, ma io mi sarebbe piaciuto sentire, forse troppo utopistico come pensiero, che il progetto di rinascita del nostro paese, il progetto politico, si fonda su dei valori. Io su gente che ha gli stessi miei valori lavoro, io con quella gente lì lavoro. Se non ci sono dei valori che reggono un progetto, come faccio io a avere intorno delle persone?
Allora l'ANPI ha lanciato questo appello su dei valori comuni e dice quando si potrà, cominciando da adesso come si può, ma soprattutto quando si potrà, non ignoriamo il fatto che la nostra partecipazione, il nostro essere protagonisti della vita politica anche del nostro comune è indispensabile, con il contributo di tutti. Però ecco, questo appello che è stato raccolto da moltissime forze, da moltissime persone, da moltissime realtà. E io con questo voglio chiudere pensando alla giornata della memoria, pensando a tutto quello che di brutto stiamo vivendo, ma anche con la speranza che si possa insieme riconoscersi in quei valori dove l'antifascismo è uno, ma poi ci deve essere subito quello contro le disuguaglianze, quello a favore dei diritti, perché appunto tutti noi siamo partecipi a questa rinascita. E ce lo auguriamo veramente, anche perché prima della trasmissione stavo ripensando ai precedenti collegamenti, era il 25 aprile, se non Sì, sbaglio, dell'anno sì, scorso, ormai fra 2 o 3 mesi sarà un anno e mai ci saremmo aspettati dei certo. tempi così lunghi anche per questa famosa Scusa, rinascita. Federico, una cosa proprio tecnica, però l'incontro con Greppi lo facciamo anche con l'aiuto della COP che lo pubblicizzerà Ok, attraverso i suoi giusto, canali. Per giusto, correttezza mi stavo dimenticando di dirlo. certo, certo. E quindi Ascolta, io appunto, ti sì. ringrazio sempre tanto perché questa è un'opportunità che mi aiuta in questo periodo Eh beh, ma di silenzio di altro tipo. noi della Tenda TV siamo a disposizione delle associazioni, quanto mai anche in questo momento purtroppo Grazie. sappiamo che le iniziative che vengono organizzate sono pochissime, gioco forza, perché non si può fare altrimenti, ma insomma Certo, quel poco, quel così che viene seminato in giro è giusto insomma coltivarlo e innaffiarlo a dovere. E noi col certo, nostro piccolo contributo cerchiamo appunto di venire incontro anche ai problemi anche di comunicazione delle grazie, associazioni di questo grazie. periodo. Grazie quindi a Maria Chiara Marangon, presidente di ANPI Vittorio Veneto, e abbiamo così voluto ricordare questo appuntamento del 27 gennaio con la giornata della memoria e poi con questi 2 appuntamenti di tipo culturale il 26 e il 27 gennaio. Grazie a tutti voi per averci seguito.